Cala il numero di richieste di ricorso alla cassa integrazione, vola l'export trainato dall'occhialeria che fa la parte del leone. La morsa della crisi comincia ad allentare la presa e l'economia bellunese fa registrare segnali che, pur timidissimi, infondono speranza. Sia chiaro, ammonisce Confindustria Belluno Dolomiti, non siamo fuori dal vortice, caliamo solo meno degli altri e le nostre performance sono migliori rispetto al dato regionale. Il dato relativo alla richiesta di ammortizzatori sociali è significativo. In provincia di Belluno la domanda di cassa integrazione straordinaria è calata nei primi 11 mesi del 2014 oltre il 22% rispetto all'anno scorso. In contrazione le richieste di cassa integrazione straordinaria, Belluno meno 22,5% contro il più 19,2% del dato complessivo regionale e calo vistoso della cassa ordinaria. Il settore dell'export chiude i primi 9 mesi con un più 9,4% e si prepara a salutare il nuovo anno con dati a dir poco iperbolici. A far da contraltare sono i dati che fotografano più in generale lo stato di salute delle imprese bellunesi, il cui saldo attivo è ancora con il segno meno, ma la velocità di discesa è inferiore rispetto al 2013. Con un tasso di disoccupazione che ha sfiorato il 14%, è inutile dire che il mercato del lavoro in provincia è in grande difficoltà. Il numero delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha superato quello delle assunzioni di circa 500 unità. Quanto al credito alle imprese, la Banca d'Italia segnala una contrazione pari al 17,8%, anche se la provincia continua ad essere fra le più virtuose in Italia per la qualità del credito erogato. Infine il turismo, che nel 2014 ha pagato un conto salato anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Segno meno per arrivi e presenze. In provincia gli ospiti sono sempre più stranieri, mentre il dato relativo ai connazionali si conferma in costante calo.